Benvenuti al canale napoletano, la vostra fonte di notizie calcistiche. È sempre un piacere essere qui con voi, portandovi le ultime novità sul nostro amato club azzurro. Oggi abbiamo importanti informazioni ricevute da una figura molto stimata nel mondo del calcio, Fabio Capello. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se ti piace. Discuteremo delle sue recenti dichiarazioni sulla prestazione del Napoli e delle nostre aspettative per lo scontro con il Real Madrid in Champions League. Non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e di iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento. Andiamo! Fabio Capello, noto per la sua franchezza, ha recentemente espresso la sua opinione sull'attuale rendimento del Napoli. Ha notato un cambiamento nello stile di gioco rispetto alla stagione precedente, evidenziando la mancanza di pressione e determinazione che caratterizzava il ritmo. Capello ha sottolineato una notevole assenza nel centrocampista Kim e ha sottolineato la mancanza di fluidità del centrocampo, che ha influito sul ritmo del gioco. Queste osservazioni sollevano importanti domande sul nostro clima e sulla sua capacità di rimanere competitivo per tutta la stagione. È fondamentale che una squadra riacquisti grinta e intensità con una forza da non sottovalutare. Inoltre, Fabio Capello ha commentato la nostra prossima sfida in Champions League contro il Real Madrid. Ha descritto il Real Madrid come una squadra giovane e aggressiva sotto Ancelotti. Nonostante alcuni problemi difensivi, Capello crede che affrontare il Real Madrid sarà un compito ingrato per tutti i giocatori del girone, compreso il Napoli. Le parole di Fabio Capello ci ricordano quindi l'importanza di mantenere concentrazione e intensità in ogni partita, soprattutto contro squadre di alto calibro come il Real Madrid. È un appello alla nostra squadra per ritrovare la determinazione che ci ha fatto brillare in passato. E ora vogliamo sapere la tua opinione. Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Capello? Come pensi che il Napoli possa migliorare la propria prestazione? Condividi le tue idee nei commenti qui sotto. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale così potremo continuare insieme questo entusiasmante viaggio. Forza Napoli sempre!